E ovviamente in questi modelli in cui si privatizza la gestione delle risorse pubbliche, si introducono architetture contrattuali con relazioni di tipo privatistico e in un modello imprenditoriale che tende a fuggire dalle regole, tende strutturalmente a scappare nell'illegalità delle relazioni contrattuali, capite perfettamente che le organizzazioni che nel loro DNA hanno l'illegalità trovano un oceano per navigare. E le organizzazioni mafiose oggi possono navigare tranquillamente, non perché sono cattivi, eccetera, eccetera, perché sono un'organizzazione che è dentro, tutta dentro questa società, che trova una collaborazione attiva in un mondo imprenditoriale che sta scappando dalle regole, sta scappando dal lavoro e che si rifugia solo nelle architetture finanziarie, nella finanza e quant'altro. E comunque, al di là della valutazione che possiamo e dovremmo fare sulla criminalità del sistema imprenditoriale e finanziario dei nostri paesi, al di là di questa valutazione non c'è dubbio che la criminalità organizzata che fonda sull'illegalità la propria presenza in questa economia trova delle porte assolutamente spalancate da questo modello imprenditoriale. Una parentesi su Paolo Borsellino, come ne abbiamo parlato la cosa, per dire di come ci stiamo occupando della mafia e della criminalità organizzata. Come sapete, Borsellino è stato ammazzato nel 92, esattamente il 19 di luglio del 92. Quello che pochi sanno, che nello stesso anno sono stati ammazzati 3 Borsellino, non uno. A Lucca Sicola, il 24 di aprile 92, è stato assassinato Paolo Borsellino, un omonimo, un imprenditore. A Palermo, il 19 luglio, Paolo Borsellino, il giudice. A Lucca Sicola, di nuovo, il 17 dicembre 92, è stato assassinato Giuseppe Borsellino, padre dell'imprenditore che era stato assassinato in aprile. I Borsellino erano imprenditori che avevano avuto il torto e la pretesa di lavorare nel settore delle attività estrattive, le cave, che sono attività controllate nelle zone a forte controllo mafioso, dove c'è una presenza militare, Sicilia, Campania, Calabria e Puglia, sono attività controllate direttamente e indirettamente al 100% dalla criminalità organizzata, fatti ormai noti, accertati da indagini. Una testimonianza, Leonardo Messina, davanti alla commissione parlamentare antimafia nel 92, deponeva, Luciano Violante, presidente, gli chiede come può essere arrivato tanto esplosivo. Leonardo Messina Denaro risponde: faccia il conto di quante miniere ci sono in Sicilia, le cave sono tutte in mano a noi. Vicende di questo tipo possono essere infinite, a partire dalla vicenda di Peppino Impastato. È stato al cinema, Peppino Impastato è stato ammazzato perché stava facendo una battaglia straordinaria contro le cave della mafia per l'aeroporto di Punta Raisi. E esattamente 2 giorni prima del suo assassinio aveva organizzato una mostra nella piazza di Cinisi denunciando appunto le cave della mafia per l'aeroporto di Punta Raisi. Ovviamente questa specializzazione della mafia è stata trasferita fuori e le modalità di trasferimento sono meccanismi anche questi ricostruibili tranquillamente. La specializzazione nelle cave significa la specializzazione in determinate attività.
nel movimento terra, anche per alcuni buchi delle normative antimafia che consentono alle imprese cosiddette sane, tra virgolette, di affidare con contratti di nole fornitura non controllati con la certificazione antimafia, perché non sono subappalti dal punto di vista formale e giuridico, consente questo alla mafia di controllare tutte le attività relative alle forniture, ai noli, eccetera, eccetera. Per alcune lavorazioni e attività c'è una specializzazione delle imprese mafiose che nella crisi del 92 hanno determinato un'esportazione di questa specializzazione mafiosa verso le regioni del centro-nord. Anche questo nel 94 accertato dalla Commissione antimafia, che denunciava presenze della mafia nel centro-nord. E che ci sia una presenza nel settore delle costruzioni, delle infrastrutture e dell'edilizia nel centro-nord da parte delle imprese mafiose ormai è un fatto super noto. Purtroppo gli accertamenti avvengono molto spesso su iniziativa della magistratura siciliana, c'è poca attenzione della magistratura locale su queste vicende, ma se prendiamo alcune notizie, perché per esempio questa è del 16 dicembre 2005, Repubblica, pagina di Palermo, adesso non vivo a Udine, quindi non so quale riflesso ha avuto nell'informazione, nelle pagine locali questa vicenda, l'arresto dell'ex presidente del Gela, affari mafiosi dalla Sicilia al Friuli. Questo era il titolo di Repubblica di Palermo del 2005. Un imprenditore del settore dell'edilizia, dice questa notizia, mirava a conquistare la leadership dei gruppi malavitosi sciolti a Gela. Siamo arrivati a loro, dice il capo della mobile Nissena Marco Staffa, seguendo le piste del super latitante Emanuello. Ci siamo imbattuti in un verminaio che aveva messo radici anche ad Aviano, alla base NATO. Arrivavano infatti fino al Friuli i tentacoli delle cosche gelesi capaci di gestire appalti e imporre il pizzo oltre i confini dell'isola. I capi mafia avrebbero anche fatto pressioni sul titolare di un night di Spilimbergo perché riassumesse 2 dipendenti licenziati per essere arrivati tardi al lavoro. Ovviamente la presenza della mafia in queste zone non è caratterizzata come nelle zone a forte controllo mafioso. Intervengono su altri settori privilegiati, dai beni confiscati fuori dalla Sicilia e dalle zone a forte controllo sono prevalentemente nel settore dell'edilizia, nel settore immobiliare e nel settore del commercio terziario. E di ieri la notizia, ieri ero in Calabria, sono arrivato stamattina a Bologna, la notizia di oggi sui giornali dell'arresto di 7 mafiosi dell''ndrangheta, i quali gestivano alcuni locali di lusso di Roma, il Café di Paris in via Veneto, un ristorante fra i più costosi e famosi di Roma e una filiera di ristorazione estremamente importante. Questa è la mafia dei pastori, come viene descritta. Controllavano una filiera di lusso della nostra capitale. E ovviamente è sul fronte finanziario che queste zone rappresentano una cerniera fondamentale. E non a caso, altra notizia, questa in questo caso di Trieste Oggi TV del 2008, novembre dello scorso anno, in cui si parla di una maxi evasione fiscale di oltre 80 milioni di euro, scoperta dalla Guardia di Finanza di Udine al termine di una complessa inchiesta durata 3 anni. Le indagini hanno portato all'arresto
nel 2007 di 5 persone, eccetera, eccetera. Vicende sono sostanzialmente queste. Ma ci sono anche specializzazioni particolari in questa regione, come nel settore dei rifiuti, in cui ci sono imprese che sono state coinvolte in vicende. Io personalmente ricordo a Bologna di un'impresa di un imprenditore di Udine sulle famose terre di coco, quelli che la Nigeria ci ha restituito per lo smaltimento illegittimo che avevamo fatto in questo paese dell'Africa, che ritornarono in Italia e in parte furono smaltite a Bologna da una società partecipata anche dal pubblico con la presenza di un imprenditore di Udine.